Ed eccoci qua nel nostro salotto buono. Ho il piacere di presentarvi di nuovo, perché sei già stato con noi dalla prima stagione di Due Chiacchiere in Cucina, Daniele Salvagno. Daniele Salvagno, il leader di Redoro, questa famiglia che ci sta regalando grandi soddisfazioni con un olio di altissima qualità, giusto? Certo, ecco. Quest'anno è stata una bellissima annata anche tra l'altro da noi. Ah, davvero? Direi Nonostante il freddo freddo, va bene lo stesso? Sì, direi che insomma alla fine ha protetto un pochino quello che era il piccolo parassita della mosca e se n'è scappato via. Ah, quindi da un certo punto di vista è stato un bene, quindi che sia stato così freddo. Voi sapete che noi siamo appassionati di storie qui a Due Chiacchiere in Cucina. La storia dell'olio extravergine 100% d'oliva italiano Redoro è molto carina. A partire dal nome, 1895, partono i due fondatori che sono lei Regina e poi Isidoro. Lila Crasi, Redoro, da sempre quindi questo marchio. Sì, è un marchio di famiglia che vogliamo portarlo nel mondo ed è giusto così perché alla fine racchiude quello che è l'essenza della nostra azienda. Alla fine, insomma, direi che l'olio Redoro è Redoro. Proprio di nome di fatto. Di nome di fatto. Sì, che poi questo colore e un profumo che sono veramente eccezionali. Lenia Bazzacco, tu sai, è un olio che lei usa abbondantemente con le nostre ricette. Direi che quando si vedono dei riflessi verdi dorati in un piatto, penso che si dice ben fatto, no? È vero. Questo noi insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. È verissimo. Una cosa che diciamo però ti compete, tu sei il leader, in questo momento presidente di questa grande famiglia. Sì, io sono, a dire la verità, sono il figlio più piccolo, però che da subito ci ha creduto nell'azienda e poi piano piano ho portato dentro tutti gli altri fratelli e sorelle e quindi da un'esperienza così un po' scolastica poi mi sono buttato nel mondo aziendale con mio padre e mi ha detto cosa facciamo qua di questa azienda di famiglia. Manteniamo sì la tradizione ma la vogliamo rendere innovativa e quindi vogliamo fare dell'olio buono e anche per tutti. E quindi lì è partita l'operazione un po' globale, usiamo questo termine, perché tu hai cominciato a farlo conoscere in giro in altri paesi, La prima valigetta sono andato in America, ho fatto la fiera. Hai attraversato l'oceano, bello! Sì, che poi mi ha detto mi raccomando me lo porti di ritorno al responsabile della Camera di Commercio di Verona, mi ricordo ancora, e poi invece ho cambiato il biglietto, sono rimasto là altri 10 giorni, perché conoscere il mondo che ci attorna è importante per creare un prodotto che sia riconoscibile e anche che sia apprezzato al mondo. Per esempio il giapponese chiede un olio leggermente più delicato, l'americano chiede un olio leggermente più fruttato e quindi noi in funzione dei tempi di raccolta riusciamo a creare anche il prodotto per il consumatore finale. Tempi di raccolta, che cosa intendi per tempi di raccolta? Vorrebbe dire che quando raccogliamo le olive leggermente invaiate, che significa? Ma quando c'è il cambio del colore. Allora noi vediamo l'oliva se è matura quando dal verde passa al violaceo. Ah, è vero. Ecco, se l'oliva è troppo matura esce un olio leggermente più dolce, meno aggressivo, meno che pizzica. Bravo, che ha quella caratteristica. Esatto, invece quando andiamo sull'oliva un po' più verde, un po' più acerba, è un po' come una mela verde piuttosto che dicono in veronese un caco, no? È vero, che lega un pochettino. Effettivamente lega. Queste piccole sono delle piccole sottigliezze che nel mondo dell'olio, nel nostro mondo, sono importanti per creare degli oli adatti. Io ti ringrazio tanto, Daniele Salvagno, voglio già dirvi che lo ritroveremo, verrà a trovarci ancora perché c'è tanta storia ancora da raccontare dell'olio extravergine 100% italiano di Grezzana di Verona. Grezzana Verona. Per la precisione e insomma la qualità, e si ritorna alla qualità della cucina. A tra poco, grazie Daniele. Grazie a voi.